Questo giovane papà è Manuel Antonio Bragonzi. Vive a Milano, oggi ha una vita felice, ma è il suo passato a stupire ed a lasciare senza parole chi ha la fortuna di poter ascoltare la sua storia. Sono nato in un villaggio chiamato San Clemente, paese a 200 km sotto Santiago circa. È un villaggio di contadini, ubriachi dalla mattina alla sera perché era l'unico sostegno che avevano, per cui povertà assoluta, non avevano niente. Mia madre si chiamava Isabella. L'unico ricordo che ho di mia madre è di quando avevo 3 anni. Mi ricordo che appunto mi chiamò Manuel, io andai subito da lei, mi prese per mano e mi portò davanti a questo signore anziano, un vecchietto, e i due iniziarono a discutere quasi da subito. Questo signore anziano a un certo punto si era proprio arrabbiato tantissimo e in un momento di ira tirò un calcio a mia madre, che era già incinta di molti mesi perché la pancia era molto evidente, e la vidi crollare a terra. Da quel momento non si rialzò più e questo vecchietto mi prese e mi portò subito dentro casa sua. Da quel giorno iniziai a vivere con questo signore che io ho imparato a chiamare abuelito, nonnino. Sono cresciuto con lui fino ai 5 anni. 2 anni in cui ho subito maltrattamenti dalla stessa persona. Tutte le mattine mi frustava con la cinghia, mi picchiava, non mi dava da mangiare, mi trattava come un rifiuto umano, no? L'unico sostegno che io avevo era la compagnia del bosco, che ogni tanto, anzi tutti i giorni andavo dentro al bosco, andavo al torrente, mi rifugiavo comunque nella natura. Ho resistito 2 anni e sono dovuto scappare perché non resistevo più a stare dentro quel villaggio. E scappai nel bosco che era lì accanto al villaggio, un bosco di eucalipti. Mi cibavo di quello che mi dava la natura, per cui mangiavo spesso le more, mangiavo e rubavo le mele dai contadini. E la notte mi piaceva dormire sotto gli alberi, nello specifico sotto un albero molto grande con un tronco enorme, perché mi sentivo protetto dalla sua grandezza. Non basta un raggio di sole, un cielo blu come il mare, perché mi porta un dolore che sale, che sale. Fu molto difficile superare gli inverni. Un giorno mi svegliai che stavo malissimo, avevo probabilmente preso una polmonite forte. Quando arriva la notte e resto sola con me. Scottavo, avevo la febbre, non riuscivo a capire dove ero un po' intontito da questo ronzio che avevo in testa anche. Per cui a fatica ho capito che dovevo tornare al villaggio e farmi curare. Bussai alla porta dell'abuelito. Io ho bussato e sgenii subito, appena cadi a terra. Quindi aprì la figlia dell'abuelito, mi prese e sentì subito che scottavo e mi ha curato con i rimedi di una volta, quindi col foglio di giornale, a candela, eccetera, eccetera. Dopo 3 anni il piccolo Manuel, 3 anni vissuti, anzi sopravvissuti diciamo così, nel bosco, cipandosi di bacca come ci ha detto, ritorna, è costretto a ritornare da chi l'aveva maltrattato, da chi lo frustava tutte le mattine perché sta male, rischia la vita.
però proprio quando lui pensa di tornare a stare male, di tornare a subire quello che ha subito nei 2 anni precedenti, dai 3 ai 5 anni, la vita, che fino a quel punto gli aveva tolto tutto, gli dà una seconda occasione che passa attraverso 2 carabinieri, così li chiama lui, e un marito e una moglie di Milano. Un giorno andai nel villaggio e vidi questo signore, questo abuelito, andare ad una cabina telefonica che non si usava mai, cioè, nessuno aveva contatti con l'esterno. E avevo avuto la percezione che chiamasse per me. Infatti il giorno dopo arrivarono i carabinieri e io fui portato via dai carabinieri. Ero felicissimo perché per la prima volta ho visto una macchina. E mi portarono poi all'orfanatrofio normale tenuto da suore, dove rimasi lì 6 mesi circa, all'interno di un posto dove c'erano tantissimi bambini, cosa di cui io non ero abituato e non riuscivo neanche a parlarci. Una bella notte io ho sognato, prima di svegliarmi, 2 persone che venivano a prendermi. Al di là dell'oceano c'è una coppia di Milano in partenza. Destinazione Tarca, Cile. Obiettivo: realizzare il loro progetto d'amore, adottare un bambino. Quando siamo arrivati abbiamo cercato, così come 2 pellegrini, dov'è il tribunale dei minorenni? Già eravamo più esperti. Onde sta il tribunale de los menores? E il primo bambino che ci viene presentato in assoluto è Antonio. La finestra con la griglia, il sole il raggio che entrava illuminava lei, la superiore tutta grassa, simpatica, magari enorme, dietro la scrivania, che chiama l'inserviente e dice: porti il bambino, quando parlano tra di loro. Arrivò una suora a chiamarmi e mi disse: Manuel. E io la stoppai subito e disse: no, non dirmi niente che so già tutto. Compare questo bambinetto dietro all'inserviente, il faccino fuori, tutto pettinato, bagnato, tirato a lustro. Mira questi signori, te gustaría, parlo spagnolo ma è comprensibile, te gustaría che questo hombre, questa signora, è diventato tuo papà e tua mamma? Con una voce sottile disse sì. E i miei genitori lì si alzarono, mi presero per un braccio, mi stritolarono. Ti vorrei sollevare. E davanti agli occhi di Antonio, che erano scuri, piccoli, e davanti al battito del suo cuore, che io sentivo con la mano, perché l'avevo in braccio, e batteva fortissimo come se fosse un uccellino, noi ci siamo guardati e abbiamo detto: è lui. Poi lei si è messa a piangere, io mi cominciavo a avere il magone anch'io, la suora piangeva, il servente piangeva, il bambino, insomma era un lacrimatoio unico e alla fine bisognava venirne fuori, ma mi ricordo che era una scena da Marcellino Panellino. È stato un bel momento, direi il momento più bello della mia vita. 5 anni ero un po' sempre stupito, però pian piano dentro di me nasceva la domanda: ma queste cose così belle, ma è possibile che nascono così dal nulla? No? Quindi ho iniziato a percepire come una presenza più grande dietro a quella bellezza lì. Quando andai per la prima volta a messa con i miei genitori, però mi è venuto naturale chiedere a mia madre: mamma, ma ok, la macchina lo fa l'uomo, la televisione lo fa l'uomo, la casa lo fa l'uomo, ma gli alberi, le stelle, la luna, tutta la natura, ma chi li fa? No? Perché ovviamente non lo fa l'uomo. E lei mi ha detto: ma Cico, perché mi chiamava Cico, lo fa Dio, è stato Dio a creare tutto. E per me in quel momento è stata proprio la rivelazione, no?
and from your lips you drew the hallelujah, hallelujah. C'era quasi più importante per me dare un nome a quella presenza che ai miei genitori stessi. Quella presenza lì proprio la sentivo tantissimo e sapere finalmente chi era mi ha fatto capire che comunque al di là di tutto il dolore, di tutto il male che tu puoi provare, c'è una positività nella vita. Hallelujah.